Iniziamo con gli appuntamenti per la serata di San Silvestro. A Chiavari dalle 22 in Piazza Mazzini concerto del quartetto New Quartet che renderà omaggio alla musica degli anni '80. A seguire discoteca all'aperto con il DJ Jacopo Saliani e festeggiamenti anche nel segno del liscio, anche al porto turistico. Dalle 22 all'interno della tensostruttura si esibirà la Danilo Ponti Band. In Piazza San Giacomo, sempre a Chiavari, dall'1 32esima edizione della Zabaionata preparata dai volontari degli Omi dei Ruinà capitanati da Marco Devoto, distribuzione di zabaione e cioccolata calda, ricavato al Centro Benedetto Acquarone. A Rapallo la festa inizierà alle 22 al Chiosco della Musica. Il veglione, organizzato da Turci Music and Events e Le Muse 9, vedrà l'alternarsi di 3 protagonisti delle edizioni estive del talent locale Rapax, Lara, Mag e Zippo e la Benza, a ridosso della mezzanotte sul palco DJ Rafael. A Santa Margherita Ligure, a cura del CIV Costa dei Delfini e del Comune, saranno allestite 2 postazioni al Santa Claus Village dei Giardini a Mare, una dedicata al cibo con sottofondo musicale, l'altra all'Anfiteatro Bindi vedrà l'esibizione di una cover band con musica degli anni 90 e della comica Giulia Musso. A Sestri Levante il Capodanno è organizzato da Croce Verde, Comune e Mediaterraneo Servizi in Piazza Matteotti dalle 21:30, DJ set con i DJ California e Claudio Ponti e a mezzanotte il Brindisi. A Portofino con servizio autobus dalle 22:30 musica dal vivo con Ipnoisia DJ set, dalle 23 scenderà la neve in piazzetta e a mezzanotte Brindisi di augurio. A Santo Stefano d'Aveto aperitivo dalle 17 nei bar del paese, segue DJ set con officina musicale numero 7 in piazza e spettacolo pirotecnico dalle 23 e da mezzanotte e mezza. Al Teatro di Sori doppio spettacolo Le Cognate di Erika Su in scena con The Kitchen Company per la regia di Massimo Chiesa alle 19:30 senza Brindisi e dalle 21:45 con Brindisi. A Recco Alter Ego sul palco del Lungomare Bettolo dalle 22:30 musica dal vivo e cover. A Genova, Circuito City in Vico Carmagnola propone in anteprima Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, che racconta la storia del 12enne Maito e di un omaggio all'amicizia. L'appuntamento è alle 21. Lunedì 1 gennaio, in occasione della Giornata Mondiale per la Pace, a Genova la comunità di Sant'Egidio propone dalle 15:15 alla Basilica dell'Annunziata il concerto del Coro Voci Bianche della Fondazione Carlo Felice e l'intervento di Rodolfo Zunino, docente di Cyber Security all'Università di Genova sul tema della giornata, ossia intelligenze artificiali e pace. Segue la marcia per la pace fino alla cattedrale di San Lorenzo, dove alle 18 ci sarà la celebrazione eucaristica. Per la 7ª edizione dei concerti della Sibelius, alle 15 nella chiesa di San Francesco, concerto di Capodanno con l'orchestra di Rapallo Jean Sibelius diretta da Filippo Torre. La Filarmonica Città di Chiavari propone Capodanno Jazz con la Tiguglio Big Band Jazz Orchestra e le voci di Angelo Minoli, Elena Ventura e Linda Emma Rose. Appuntamento alle 17 all'Auditorium San Francesco. Martedì 2 gennaio proseguono gli appuntamenti natalizi per i più piccoli a Villa Vicini a Zoagli. Questa volta alle 16 tocca alla Contessa Canta la Messa Giulia Eleonora Musso, un laboratorio teatrale con Viola Villa. Siam giunti, ecco Betlemme è il titolo del concerto del coro Canticorum Jubilo di Zoagli, che prosegue il cammino di meditazione natalizia accompagnato da musica e parole di grandi compositori, il tutto a partire dalle 21:15 nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure.